Buonasera a tutti ragazzi, la domanda che molti mi hanno fatto è: ma l'estate è finita oppure no? In effetti ragazzi vi confermo che l'estate purtroppo è finita, quindi potete salutare perlomeno l'estate, perché a partire da questo già mese di settembre le cose si sono già messe abbastanza male, un po' quasi ovunque, quindi pioggia, freddo, ed è in arrivo un altro, diciamo, temporale a partire già da domani, giovedì 5 settembre. Poi per tutto il mese più o meno ci saranno forti maltempi, mareggiate, crolli termici, quindi l'estate sembra non poter tornare mai più indietro. In effetti solo nel finale del mese ragazzi ci saranno dal 20 al 25, forse 2-3 giorni, massimo 4 giorni di bel tempo, ma temperature gradevoli, quindi non pensate a tipo 30 gradi, ma piuttosto sui 20-21 gradi. Quindi già ci saranno correnti freddi e stabili a decretare la fine della stagione estiva, con le prime nevicate a quote seppur elevate, ma ci sarà la neve intorno ai 1500-2000 metri. Quindi purtroppo l'estate settembrina sembra davvero lontana, quindi è da premettere che l'estate è terminata. Poi ci potranno essere delle giornate soleggiate, questo sì, ma l'estate vera e propria, il caldo africano, ragazzi, non tornerà mai più. Se ne parlerà l'anno prossimo, quindi è confermato che l'estate è finita. Quindi si tratterà solo di un breve periodo, mentre non arrivano pioggia, acqua e freddo, ma il caldo africano non tornerà più quello. Può capitare un giorno che ci sia bel tempo, che farà un po' caldo, 22-23 gradi, ma l'estate ragazzi è finita, quindi si ritorna alla normalità. Quindi ragazzi vi auguro una buona serata, e quelli che mi avevano chiesto se l'estate è andata via oppure no, la risposta ragazzi, sì, l'estate è finita ragazzi. Ciao a tutti e buona serata a tutti.